darei subito i dati e quindi il bollettino di giornata, e poi farò un intervento breve, dopodiché sono a disposizione per eventuali domande e dopo passo la parola all'assessore Lanzarin, che vi darei i famosi dati delle case di riposo. Allora, inizierei con i dati. Allora, posso dirvi intanto che ufficialmente abbiamo esaurito tutti i magazzini di tamponi, quindi vuol dire che adesso siamo a regime, nel senso che la macchina ha dato i suoi risultati. Proprio anche stamattina il dottor Flor, nella riunione del mattino per la partita, insomma la videoconferenza che facciamo tutti i giorni con i direttori generali, ha annunciato appunto che siamo andati a zero con le giacenze, e quindi adesso tutta quella parte, diciamo, di processazione a disposizione di quei macchinari verrà dedicata alle ULSS che sono più in difficoltà, che magari hanno bisogno di fare, pensate il veronese, più tamponi della loro capacità, e quindi verranno processati in quel di Padova. Il che vuol dire cosa? Non vuol dire che abbiamo spazio per inventarci altre robe, dobbiamo fare in modo che adesso questo spazio che si è creato serva alle altre ULSS del Veneto per essere ancora più performanti. 260.810 tamponi. Considerate che a questi deve sempre aggiungerci poi tutti i test rapidi che stiamo facendo, perché comunque la politica è di tamponi per la diagnosi, ma prima passa al test rapido per fare un primo screening. In isolamento abbiamo 11.658 persone, sono 255 in meno rispetto a ieri, meno 2,55. I positivi sono 16.127 e sono esattamente 192 più di ieri. Anche sul tema positivi, visto i dibattiti che stanno nascendo, no? Che sembra quasi che il Veneto, piuttosto che la Lombardia o l'Emilia Romagna o il Piemonte o altre regioni del nord, siano gli untori, quindi bisogna chiudere le frontiere, no? Se voi andate a vedere la campagna, dato ufficiale che ho visto ieri sera, ha un quinto dei tamponi rispetto a noi, agli stessi abitanti più o meno, ha un quinto dei tamponi, ma non ha un quinto dei positivi, ha più di un quinto dei positivi rispetto a noi. Questo dimostra che è difficile paragonare realtà tra di loro se non hanno fatto su abitante la stessa percentuale di tamponi, perché il contagiato lo trovi se lo vai a cercare. Non sto dicendo che hanno più contagiati, dico semplicemente che una realtà come la nostra, che ha fatto 250, quasi 260.000 tamponi, non la puoi paragonare con una realtà che ne ha fatti 48.000, perché questo è il dato ufficiale che si legge sulle tabelle per la campagna. Il numero di ricoverati oggi sono 1453, sono 5 in più. Le terapie intensive sono 180, 4 in meno, e quindi stanno scendendo ancora le terapie intensive. I dimessi sono 2117, considerate che se voi sommate dimessi a ricoverati eccetera si va oltre 3500 persone che sono state curate in questo periodo di 2 mesi, domani sono 2 mesi fra l'altro, dal 21. I morti sono 939 negli ospedali e sono esattamente totali 1112, quanti sono? 1112, 939, 1112 se li valutiamo tutti, 67 i nati. Bene, 2 considerazioni, a parte il fatto che vi confermo la raccolta dei fondi, stiamo ancora procedendo bene, quindi grazie, arrivano ancora donazioni, anzi è auspicabile che arrivino, perché la preparazione alla fase 2 e soprattutto la preparazione della nuova artiglieria per l'autunno prevede grossi investimenti. Artiglieria per difenderci dal virus nel momento in cui dovesse tornare in maniera importante. C'è già, tornare in maniera importante.
No, devo stare attento alle parole che dico perché poi c'è sempre qualcuno che capisce pan per polente. Il virus c'è, non è andato via. Quando si dice, c'è qualcuno che ha detto, ma allora vuol dire che se torna in autunno vuol dire che non c'è più? No, c'è, solo che si mette un po' a riposo. Dopo in autunno, che è la sua stagione magnifica che sceglie, torna a fare il suo lavoro, detta così simpaticamente. Abbiamo già praticamente 55 milioni di euro raccolti. Grazie a tutti quelli che hanno donato, che sono ormai quasi 35.000 persone, grazie a tutti quelli che hanno intenzione di donare. Io capisco che 54 milioni, quasi 55 è una grande cifra, ma non è sufficiente per tutto quello che abbiamo speso, il che non vuol dire che lo dobbiamo pagare con le donazioni. Però dico che se qualcuno dice ma tanto hanno raccolto e pensavo di versare, ho deciso di cambiare, no, fatelo pure e quindi non finirò mai di ringraziarvi. E lo vedo anche come una grande attestazione di stima, perché dare queste donazioni vuol dire che anche i veneti si fidano dell'attività che stiamo facendo, quindi grazie veramente di cuore a tutti. Ultimo aspetto e poi mi zittisco, la partita della riapertura. Allora, al momento non c'è nessuna decisione. Ricordo che il governo è l'unico che ha la competenza per decidere se aprire oppure no. Qual è la posizione della Regione del Veneto? Se il governo, per il tramite anche di una validazione del comitato scientifico, decide che con gradualità, con tutta una serie di attività si possa aprire, noi affrontiamo l'apertura. La affrontiamo con tutta una serie di misure e non prescinde dal fatto che ci sia l'accordo con le due parti, cioè sto pensando ai lavoratori, quindi ai loro rappresentanti, le parti sociali, e ai datori di lavoro, ovvero le rappresentanze dei datori di lavoro. Questo percorso deve essere fatto assieme. Prima viene la salute. Allora, noi non siamo degli irresponsabili, diciamo semplicemente che l'apertura, più che una fase 2, è la fase di convivenza con il virus, che è esattamente quello che hanno fatto tutte le comunità che ci sono passate prima di noi. Wuhan, Hubei, la provincia di Hubei, Cina sempre, la Corea e altri. Come avete visto c'è stato anche un intervento importante di natura scientifica che ha ricordato che stranamente questo virus ha una curva che si impenna velocemente e scende velocemente. Si parla di un range di 70 giorni, cioè si dice che nei 70 giorni inizia e va a zero in 70 giorni. Diciamo questa è una fase, poi le curve possono fare ovviamente continuare a crescere e salire e sono le reinfezioni. Però si è visto sia a Wuhan che in Corea e quant'altro che sono questi 70 giorni, addirittura c'è chi si è preso la briga, guardate che è intelligente questa considerazione, vedendo che nei 70 giorni con gli intervalli canonici tutte le comunità hanno avuto le stesse cose, cioè il picco delle terapie intensive alla 6ª settimana, giusto? E poi, passatemi un po' la spiegazione spanometrica, e poi il calo e quindi tutto quello che ne viene fuori. Allora cosa dico? Dico che non è un atto di irresponsabilità. Qualcuno giustamente dice si potrebbe attendere ancora un po', tutto si può fare, però un po' vuol dire che comunque le misure che attuiamo oggi sono esattamente quelle che attueremo tra un po', perché ci sarà sempre il virus. Non è che se attendiamo una settimana in più, 2 settimane in più, 3 settimane in più il virus se ne sia andato. Si sappia che questa è una fase di convivenza, con tutti i rischi, ve lo riscandisco bene, con tutti i rischi che ha una fase di convivenza. O meglio, se dovessimo fare una pubblicità progresso in questa fase, dovremmo dire attento perché la morte è dietro l'angolo. Cioè, ci vuole responsabilità. Perché vi dico questo? Perché la fase di convivenza prevede ancora di più il rispetto delle 4 regole basilari.
una tra tutte l'uso della mascherina, che non va portata per tener caldo alla gola o lasciandoci fuori il naso, perché quello è un uso improprio. E vi ripeto che i 10.000 quasi medici che abbiamo negli ospedali, ve lo dico tutti i giorni, portando la mascherina al fronte, non in una vita normale come facciamo noi, al fronte, da eroi, hanno oggi un'infezione calcolata, testata, dell'1,3%, vuol dire che l'1,3% si è contagiato. Quindi uno immagina che se porto la mascherina in un contesto non ospedaliero, immagino che la possibilità di infezione sia di gran lunga al sotto dell'1%. Ma ormai ce lo dice tutta la bibliografia, la vedevamo anche stamattina con l'assessore Bottacin per l'aspetto tecnico delle mascherine, ne viene fuori che il sistema di filtraggio è quello giusto. E finiamola con ste cretinate di star lì a dimostrare che spegne la fiamma, non spegne la fiamma. Guardate, se volete ci sono tutorial in giro di gente che spegne la fiamma con le chirurgiche, con tutto. Il tema non è spegnere la fiamma, il tema è il filtraggio. Mi spiego, l'aria insufflata nello spegnimento di una fiamma ha una velocità che supera anche i 100 km all'ora. La mascherina serve per la respirazione, non per concentrare il getto di aria. E questo lo dobbiamo dire mettendo il cuore in pace a tutti quei cittadini che magari sono stati tempestati dal video dell'erborista, che ha fatto un lavoro disastroso sotto profilo civile e del rapporto con i cittadini, perché ha diffuso inquietudine assolutamente inutile, visto e considerato che se ti sta a cuore la salute dei cittadini è giusto che tu ne parli, ma lo fai in maniera avveduta, conoscendo le certificazioni e anche sapendo di cosa si parla. Non lo dico io, se fate qualsiasi ricerca che sia strutturata scientificamente, vi spiegheranno come si valuta una mascherina. Addirittura ci sono asseverazioni del fatto che anche farsela in cotone, il cotone della camicia, è sufficiente. Addirittura è certificato che qualsiasi dispositivo che protegge naso e bocca, ma è scritto dal punto di vista scientifico, ha comunque una validità scientifica per prevenire il contagio. Allora, capito, se si apre responsabilmente e ci vuole la collaborazione di tutti. Altrimenti, se non c'è questa collaborazione, è inevitabile che ci ricontagiamo. Il che non vuol dire che ci ricontagiamo perché è stato irresponsabile aprire. Ci ricontagiamo perché non rispettiamo le regole. Guardate, noi non abbiamo altre alternative. L'alternativa a questa è restare chiusi. Però a questo punto, se si decide di restare chiusi, dobbiamo decidere in senso così ipotetico, in linea di pensiero all'infinito, finché non sarà scomparso il virus. Perché se il problema è di dire che c'è il virus, allora bisogna dire che bisogna restare chiusi finché il virus non ci sarà più, vuol dire mesi se non anni, perché poi a un certo punto diventerà ubiquitario ma poco contagioso, perché ormai si sarà formata l'immunità di gregge. Per questa è la verità. Io non vi so dire quanti veneti sono già immuni, perché molti sono stati contagiati e asintomatici, e questa è la verità. Vi ricordo che a Vo quella sera, quando io ho deciso di fare i 3.000 tamponi contro le linee guida, abbiamo scoperto che avevamo 66 asintomatici positivi in giro per Vo. Se mai avessimo fatto quei tamponi, i 66 sarebbero diventati magari 600 e avremmo avuto una sorpresa, avremmo avuto una bomba di contagio. Quindi il positivo asintomatico lo becchi se hai la fortuna di beccarlo perché è un contatto, perché magari fai una campagna, che so, come le campagne che stiamo facendo noi, no? Con i medici piuttosto che case di riposo, adesso facciamo i farmacisti, lì potremo beccare dei positivi asintomatici, per dire, no? Tra il personale delle farmacie, le forze dell'ordine, il mondo del volontariato, così li becchi i positivi asintomatici. Quindi io non vi so dire quanti siano oggi in Veneto. A questo punto sarebbe auspicabile che si sia anche formato un minimo di immunità di gregge, non ve lo so dire se si è formata ancora, però andremo verso quella direzione. Ovviamente la nostra immunità di gregge non è quella
al modello inglese, ma è quella della tutela della vita delle persone e del curarle quando stanno male. Io passo a voi la parola e non aggiungo altro, poi passo la parola ovviamente all'assessore Lanzarin, che ha fatto veramente un ottimo lavoro, perché oltre ad avere sondato tutte le case di riposo con la sanità, e capite che è in progress questo lavoro, non è che adesso fatto, no, si fa tutti i giorni, fino a che non abbiamo più problemi, tutti i giorni con i test, e con l'ottica di ogni 15 giorni aver concluso il giro ogni giro dura 15 giorni, perché sono 60.000 persone da testare, e considerate che viene fuori un dato, vi dico solo no, è giusto che li dica tu i dati, vi dico solo una cosa, su 300 e quante? 330 case di riposo, come sostenevamo noi, sapete quante sono quelle che dove non c'è neanche un contagio? 244, il 74%. Dopo l'assessore vi darà tutti i dati con le fasce, in maniera tale che io spero diate anche informazioni a tutti di quello che è accaduto, sta accadendo e vorremmo fare. Domande? Non sulle case di riposo, e poi fa l'assessore. No, dunque, Presidente, buongiorno, Filippo Tosato del Mattino. E dunque, per quanto riguarda la riapertura, no? Hai detto sostanzialmente se il governo decide, è l'unico titolato a decidere, c'è una validazione scientifica, noi siamo pronti a ripartire. La ripartenza sarebbe una ripartenza sperimentale in queste famose 20 aziende cavie, diciamo. Ma no, guarda, capiamoci subito, le modalità le stabilisce sempre un DCPM, un DPCM, cioè un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Non è che possiamo noi decidere di fare le sperimentazioni. Voglio anche specificare un'altra cosa importante. Noi abbiamo un modello di sanità pubblica che prevede tutta una serie di regole, fra l'altro oggi a mezzogiorno è scaduto il termine per la presentazione delle osservazioni da parte delle parti sociali e del mondo degli imprenditori, no? Noi non è che stabiliamo, diciamo, la fase sperimentale, noi stabiliamo che ci sono delle regole fisse da rispettare se si apre. Poi abbiamo detto, forse si è ingenerata un po' di confusione, che c'è una fase sperimentale, ma che non è propedeutica a far aprire nuove aziende, che oggi non sono autorizzate, ma è una fase nella quale le aziende aperte o che apriranno si mettono a disposizione per testare dei modelli, diciamo, più articolati, per vedere se possiamo portare fuori ancora delle buone pratiche. Questo è quello per dire, quando testeremo l'applicazione, la nuova app, perché se Dio vuole dovremmo avere un'applicazione per accompagnare la riapertura, ci sarà una fase sperimentale nella quale delle aziende modello in giro per il Veneto che si sono già candidate e si stanno candidando vanno a sperimentare questi modelli. Ma attenzione che la sperimentazione in questa fase è riferita alle aziende che sono autorizzate in questa fase. Non è cioè se uno ha un'azienda che produce, insomma, un'azienda di mobili che non fornisce la sanità, quindi è chiusa oggi, ecco, non è che facendo la fase sperimentale, candidandosi a una fase sperimentale può aprire, cioè si candida in attesa che quando sarà aperta diventerà una sede di sperimentazione. Altro? Non lo conosco questo studio, però sia chiaro, noi siamo assolutamente sempre pronti
con il trolley in mano, no? Quindi siamo sempre pronti a questo nuovo viaggio. Che non passi l'idea, ve lo ridico, che qualcuno si permetta di dire che mettiamo a repentaglio la salute dei cittadini per il dio denaro. Se la comunità scientifica dice che non si può aprire, non si apre. Poi ognuno si assume le proprie responsabilità. Cioè, non trovo un imprenditore che vuol mettere a repentaglio la vita dei propri lavoratori e la sua vita per il business. Però è pur vero che una forma di equilibrio bisogna trovarla prima o poi. Vi ricordo che non siamo davanti a un lockdown. Ecco, se è vero che l'OMS dice che il 21 maggio è la deadline, è altrettanto vero allora che non si capisce perché sono state aperte così tante aziende nel frattempo. Non so. Sì, ma in Veneto sono state aperte aziende, cioè noi abbiamo un calcolo che almeno il 40% delle aziende sono state aperte. Cioè è un dato di fatto, no? Se è lockdown al 21 maggio non si spiega come mai fino adesso, con il parere del Comitato Scientifico Nazionale, siano state autorizzate. E questa nuova applicazione come funzionerà? Guardate, abbiamo un incontro anche oggi. Noi siamo perché l'applicazione sia unica a livello nazionale. Nel senso, attenzione, per fare in modo anche di condividere una strategia. Dopodiché abbiamo tentato e stiamo tentando di capire se riusciamo a costruirne una a livello regionale, però vediamo che ci sono molti limiti che magari a livello nazionale si riesce a risolvere, tipo quello della privacy o quant'altro. Funziona in maniera molto semplice, ve lo posso anche spiegare velocissimamente. Ogni persona si scarica, ovviamente ci vuole anche qui la collaborazione di tutti perché sennò non funziona. Ogni persona si scarica questa applicazione, la registrazione può avvenire tramite ovviamente una mail e il codice fiscale, quindi l'anonimato è garantito da delle sigle che però se dovesse accadere sappiamo rintracciare una persona da un codice fiscale. Accade cosa? Che il Bluetooth deve essere acceso e quindi vengono tracciate, diciamo, le connessioni tra i Bluetooth, li fa in automatico. Nel momento in cui una persona è sintomatica, magari gli facciamo il tampone e sappiamo che è anche positivo, abbiamo già tutti i suoi contatti sotto i 5 metri in base ai Bluetooth e quindi riusciamo a intercettarli tutti e andare a tamponarli tutti. È geniale se ci pensate, è laboriosa ma è geniale, però se uno non tiene il telefono col Bluetooth acceso, che fra l'altro è una formula per cui non consuma batteria, adesso non fatemi spiegare tutta la roba, ovviamente che se andiamo in azienda il telefonino te lo devi tenere in tasca, perché l'alternativa? Perché il Bluetooth, anzi sotto i 2 metri, e il Bluetooth addirittura potrebbe esserci anche un messaggio acustico se riduci la distanza dai 2 metri, cioè se ti avvicini a una persona sotto i 2 metri, ma nei 2 metri il Bluetooth lancia il segnale 2 metri un quarto d'ora, a 2 metri un quarto d'ora, i due Bluetooth dialogano tra di loro e si autoregistrano questa vicinanza che hanno avuto. E quindi vuol dire che alla fine io, se fosse il mio caso e avessi appunto una positività, cosa accade? Accade che andando a vedere il mio Bluetooth si vede quante persone sono arrivate a 2 metri da me e ci sono state per un quarto d'ora. Capite che abbiamo una ricerca di contatti che è eccezionale. È esattamente il modello coreano. È questo che noi vogliamo fare. Ovvio che in Corea hanno avuto, diciamo, problemi di privacy che qui in Italia noi non hanno avuto dei problemi di privacy che qui in Italia noi abbiamo. Sì, no. Sarà volontaria, però posso dire, sarà volontaria fino a un certo punto, nel senso che per un programma di sanità pubblica bisogna che condividiamo, cioè la quarantena non era volontaria, no? Cioè, abbiamo fatto un'ordinanza. Il fatto che una persona abbia il telefono e possa scaricare un'applicazione dovremmo renderla obbligatoria, perché capite che se no non funziona, cioè è la condizione sine qua non per avere un controllo vero. Dopodiché è ovvio che i dati dei movimenti non ce li ha nessuno, cioè accade solo nel momento in cui, e poi sono tutti
codici alfanumerici, cioè non è una roba che uno vede e dice guarda Zai è stato qua, non funziona così. Sempre a questo proposito, Morena Florente di Telenuovo, questa potrebbe funzionare anche per l'eventuale riapertura delle scuole, pur considerato che anello debole della catena scolastica sono gli asili nido e le materne, quindi... Ma guardate, potrebbe funzionare, però anche lì la competenza non è nostra, però dico, premesso che la riapertura, come si può dire, coram populi delle scuole, cioè tutto aperto e via, io la ritengo pericolosa in questa fase, perché comunque significa una mole di ragazzi confinati, a meno che non avessimo possibilità di fare distanziamento sociale, di metterli con la mascherina in aula e fare in modo che ci sia ventilare le aule, vabbè, perché è da una buona stagione, quindi si possono tenere le finestre aperte, però sono tutti aspetti da valutare. Ovvio che c'è un problema sociale, perché se riapri le aziende e non hai modo di dar copertura e aiuto alle famiglie, i bimbi hanno difficoltà ad essere gestiti. Si può chiudere? Allora c'è la Martina. Sì. Avete un'idea se potranno coincidere col protocollo del piano regionale che è già dettagliato? Al momento abbiamo un'idea di quello che potrebbe essere, diciamo, il protocollo, però è pur vero che dobbiamo attendere dei provvedimenti e capire anche quando si dovranno applicare questi provvedimenti. Un'altra cosa, se posso, mi dicono che appena finito il Consiglio dei Ministri che ha dato il via libera appunto per la questione del voto. Dalle agenzie non si capisce ancora bene per le regionali. Bene, capiremo. No, guarda, cioè ho altri pensieri che pensare a cosa ha fatto il Consiglio dei Ministri per il voto. Cioè, onestamente no, ce lo stai dicendo te. Non sono così in ansia come qualcun altro. Sembra che il problema del coronavirus sia passato in secondo piano rispetto a quando si faranno le votazioni. È una gran roba questa. Non lo dico per il governo, perché il governo ha fatto e giustamente si sta preoccupando di una convocazione che non sarà facile delle urne. Lo dico magari ai tanti qui a livello locale che hanno delle teorie più immaginifiche, no? Votiamo a settembre, cioè vuol dire che la democrazia la garantiamo dicendo alla gente che ad agosto inizia la campagna elettorale a Ferragosto. L'avessimo mai fatto in passato. Facciamolo in autunno torna il virus, ce lo dice l'OMS. Pensiamo che la finestra più utile e più sicura, che non al 100% ma è sicuramente la più sicura, sia quella di farle il prima possibile dopo l'apertura. Punto. Schincalegnano TV7, buongiorno Presidente. C'è Ciao. un'opera che ha 2 giorni, insomma 22, finalmente avrà la sua firma. Sto parlando del nuovo polo ospedaliero di Padova. È possibile capire cosa prima pietra quando, visto che c'è comunque attesa anche vista l'emergenza? No, guarda Emiliano, ve lo diremo, nel senso che il cronoprogramma comunque è rispettato fino ad oggi, quindi il lavoro fatto fino adesso è stato un bel lavoro, però ve lo diciamo, oggi non sono in grado di dirvi niente. Avrei alcune domande. C'era Filippo che chiedeva l'ultima. Ecco Presidente, un chiarimento ulteriore se possibile sull'app. Ho capito bene che è in programma un'app a livello nazionale messa a punto. Sì, sembra anche sia. Guardate, oggi pomeriggio abbiamo la riunione. Ecco, non ho capito quale sarebbe in questo caso il contributo Veneto, cioè state lavorando anche voi a un'app? Noi ovviamente dal primo giorno abbiamo ragionato subito sul tema dell'app, visto e considerato che l'esperienza coreana ci ha insegnato, e anche quella cinese, ma secondo me di più quella coreana. Ovviamente ha non poche difficoltà perché è un'app che si introduce nella privacy delle persone, cioè non è un'app che fai giochi a premi o altre menate del genere, cioè è un'app seria. E nel senso un'app seria, un'app complicata per tutta una serie di limiti di legge che ci sono. Per cui adesso guardiamo con attenzione quello che si sta facendo anche a livello nazionale, proprio con la volontà di essere, come si può dire, assolutamente rispettosi e collaborativi. Non esiste che facciamo gli autonomisti li facciamo ma per altre robe. Grazie.
Prego. Allora, cominciamo velocemente. Sì, poi lascio la parola all'assessore. Sì, dopo parliamo delle persone anziane con l'assessore. Allora, Tomasini, agenzia dire, oggi c'è stato un appello a Zaia di 25 associazioni musulmane vende che chiedono spazio nelle TV regionali per leggere il Corano in italiano, dato che inizia il Ramadan, e assicurano comunque il rispetto delle misure anti-Covid. Posto che spetta agli emittenti programmare il palinsesto, il Presidente si fa carico di questa richiesta? Ma guardate, io non ho nessun problema, nel senso che però voglio ricordare che la partita riguarda ovviamente le TV private, figuratevi, cioè, il problema non è il musulmano, il cattolico o l'induista o il buddista, il problema è quelli che si comportano bene rispetto a quelli che si comportano male, cioè nel senso che le persone noi le dividiamo in queste due categorie, i bravi e i cattivi, per cui non sapevo che c'era questa esigenza e ci sono qui tutte le televisioni e penso che sappiano valutare e accogliere queste istanze.